I rimborsi che la Liguria riconosce alle pubbliche assistenze sono bassi, ad ammetterlo il consigliere regionale Claudio Muzio, che assicura il suo impegno sul tema dell'affidamento dei trasporti a terzi. Un esempio di presidio importante per il territorio arriva dai volontari del soccorso di Sestri. Nei giorni scorsi è stata inaugurata una nuova automedica, la benedizione del mezzo, impartita dal vescovo. La comunità di Sant'Anna a Rapallo si è ritrovata attorno ad una madre. Ieri sera la processione per le vie del quartiere guidata dal vescovo di Pavia, che ha riflettuto sul mistero della maternità. L'Expo dell'Alta Valtrebbia è un cammino che dura da 11 anni grazie alla forza del volontariato. Nel 3 giorni a Loco di Rovegno ha proposto un viaggio tra la storia, l'ambiente e le tipicità del luogo. 3 ragazzi del liceo Marconi del Pino raccontano lo storico allunaggio di 50 anni fa. Il video, con vena comica, ha vinto il concorso indetto dal Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova. Buongiorno a tutti e ben arrivati a questa nuova edizione di Tigullio Oggi, che apriamo parlando del mondo della sanità, in particolare delle pubbliche assistenze. La Regione Liguria ha effettivamente i rimborsi più bassi per i servizi alle pubbliche assistenze. La missione arriva dal consigliere regionale Claudio Muzio, attento alla questione emersa negli ultimi tempi relativa all'affidamento a terzi dei trasporti in ambulanza. Il rischio che molte realtà si trovino in difficoltà c'è, ma Muzio rassicura. La Regione sta lavorando al caso. Sentiamo. Non è un quadro semplice. Da una parte c'è un verdetto del Consiglio di Stato che afferma che i servizi di emergenza devono andare in appalto, sentenza fondata su una normativa comunitaria, dall'altra la Corte di Giustizia europea che ha introdotto il concetto di trasporto qualificato, che apre al mondo del volontariato e allarga le maglie dei servizi che possono essere affidati alle pubbliche assistenze. In mezzo a queste due sentenze c'è la Regione Liguria, che ha avviato una procedura per mettere a bando i trasferimenti intraospedalieri, per il momento un semplice step conoscitivo. Croce Rossa e pubbliche assistenze però temono che presto venga affidato a terzi anche il trasporto ordinario dei pazienti in ambulanza. È naturale che ci sia scoramento, aveva spiegato giorni fa Fabio Mustorgi del coordinamento ANPAS del Tigullio, considerato che c'è una convenzione ferma da quasi 10 anni, che le pubbliche assistenze devono affrontare ogni giorno una montagna di burocrazia e che i rimborsi regionali sono ridicoli. Sul tema interviene il consigliere regionale Claudio Muzio. Si cerca tanto di rivedere i rimborsi per i trasporti in emergenza, che in Regione Liguria, dobbiamo riconoscerlo, sono molto bassi, molto più bassi ad esempio che in Regione Lombardia, e poi si cerca di capire fino a dove si possano dilatare i servizi che possono essere affidati direttamente alle pubbliche assistenze. È un tema delicato sul quale stiamo lavorando, si susseguono tavoli e incontri per trovare una quadra. Si dice preoccupato Muzio per il futuro delle pubbliche assistenze che, se davvero i trasporti finissero ai privati, potrebbero chiudere o avere grossi problemi, anche se la Regione riconosce loro un ruolo importante. Il rischio è di veder chiudere le piccole realtà del soccorso, ad esempio quelle dell'entroterra, da sempre attente e vicine alla gente. Dobbiamo tutelarle, ma nel contempo dobbiamo avere rispetto delle leggi. Allora bisogna cercare di applicare la legge nel modo più estensivo possibile, cercando poi di remunerarle in maniera tale che possano sopravvivere. Tenga presente che abbiamo già fatto una battaglia molto trasversale, peraltro, sul pagamento dei pedaggi dei servizi non in emergenza, e l'abbiamo vinta, quindi lavoriamo insieme per poter trovare una soluzione. La preziosità di un presidio sanitario fondato sui volontari e su tante attività importanti per i pazienti del territorio è emersa proprio nei giorni scorsi con l'inaugurazione di un'automedica acquistata dai volontari del soccorso di Sestri Levante. Il mezzo è stato benedetto dal vescovo diocesano. Se andasse a buon fine questa gara di appalti metterebbe in crisi un settore che purtroppo già lì per sé è in crisi. C'è timore in casa dei volontari del soccorso di Sestri Levante, che sul tema si confronta con ANPAS e altre pubbliche assistenze. Da oltre 30 anni la realtà, sita in via Aurelia, fa parte del patrimonio socioassistenziale del territorio e resiste grazie all'aiuto prezioso di tanti volontari e militi. Una giornata emozionante per loro è andata in scena domenica scorsa in sede con l'inaugurazione di un'automedica, una Skoda Octavia che presterà servizio alla centrale operativa 118 di Lavagna. Il mezzo è costato 34.000 euro, un traguardo straordinario e raggiunto in poco tempo, dato che il nuovo consiglio si è insediato soltanto a settembre. Servirà praticamente ad integrare il sistema che abbiamo già attivo all'ambulanza nei casi più gravi, col medico infermiere di centrale operativa a bordo, con un nostro autista che li porterà sul luogo dell'intervento in tutto il comune e non.
Come è stato acquistato? È stato acquistato grazie alle donazioni dei nostri soci più, diciamo, cari e comunque alle varie iniziative che abbiamo proposto e le varie assistenze in giro per il comune. All'inaugurazione del mezzo erano presenti le autorità cittadine, regionali e di città metropolitana, le forze dell'ordine e altre pubbliche assistenze. La benedizione è stata impartita dal vescovo. In mezzo a tanto entusiasmo e partecipazione, i volontari del soccorso rivolgono un appello a tutti i giovani affinché si facciano avanti e diventino parte integrante di questo mondo fatto di solidarietà, amicizia e rispetto per gli altri. Siamo 250 soci e una cinquantina di militi attivi ogni settimana a rotazione, oltre che servizi di emergenza sanitaria. Abbiamo dei servizi ospedalieri, diciamo, ordinari. Rimaniamo in tema di sanità intanto, in un clima gioioso e festoso è stato consegnato ieri sera all'Hotel dei Castelli di Sestri Levante il 29esimo Esculapio d'Oro istituito dal Comitato Assistenza Malati Tigullio. A ritirare l'ambita statuetta opera del compianto scultore lavagnese Francesco Dall'Orso è stata una nutrita rappresentativa del pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna. Il premio quest'anno è stato assegnato a tutto lo staff degli infermieri definiti nella motivazione rassicuranti e instancabili, che con il loro impegno e la loro abnegazione riescano a sopperire alle carenze di organico e alla dimensione limitata degli spazi, costituendo una squadra affidabile e affiatata. L'Esculapio d'Oro al medico è andato invece al medico Matteo Cavallero, sestrese di nascita, dal 2009 in servizio al pronto soccorso di Lavagna. Nella motivazione vengono sottolineate le capacità di ascolto degli ammalati e dei loro familiari, l'affronto con lucidità e determinazione dei casi più difficili e complicati, che richiedono una rapidità nell'approccio e nell'attenzione e del trattamento. Un servizio più diffuso. Servizio più diffuso naturalmente nei telegiornali dei prossimi giorni. Ora apriamo la pagina diocesana con la solenne processione dietro all'Arca di Sant'Anna e i tradizionali crocifissi. La comunità di Sant'Anna Rapallo ha vissuto il momento centrale dei festeggiamenti in onore della santa che dà il nome all'intero quartiere. Le celebrazioni sono state presiedute ieri sera dal vescovo di Pavia, Monsignor Corrado Sanguinetti. La comunità di Sant'Anna a Rapallo si è ritrovata intorno ad una madre. La riflessione del vescovo di Pavia al termine della processione serale ruota attorno al mistero della maternità. La donna madre, spiega Monsignor Corrado Sanguinetti, è segno di tenerezza, solidità, accoglienza, conforto e nido e grembo della vita. Il presule invita dunque a guardare a Sant'Anna, la mamma di Maria, per riscoprire il dono dell'essere madre in un mondo, quello di oggi, dove non c'è profonda stima per la maternità e dove si fa fatica a dare alla luce dei bambini. Di qui l'esortazione di Monsignor Sanguinetti a riscoprirci figli. Nessun uomo si è autogenerato, tutti abbiamo ricevuto la vita. E se siamo figli, conclude, allora bisogna recuperare il senso della gratitudine. La giornata non deve essere solo costellata di lamentele pretese, dice il vescovo, o ci dimenticheremo della gratuità dell'esserci. Durante la preghiera finale, Monsignor Sanguinetti esprime il proprio stupore per la grande presenza di fedeli alla processione, soprattutto tante donne, mamme e bambini. La Chiesa, come spesso dice Papa Francesco, è donna perché madre, e quindi guardare in questo caso a una madre che è Sant'Anna e con lei a colei che poi è madre per eccellenza, Maria, vuol dire, penso, per una comunità cristiana come quella di Sant'Anna, riscoprire il proprio volto, cioè l'essere questa comunità un luogo che genera alla vita vera, alla vita piena, e che genera vita. Diventa una grazia per tutta la nostra comunità, la comunità diocesana di Chiavari, che è una comunità segnata da profondamente un'orma materna. Pensiamo alla Madonna di Montallegro, alla Madonna dell'Orto, e quindi davvero, come diceva Giovanni Paolo II quando venne a Chiavari, un po' il giardino di Maria. Ebbene, possiamo dire che queste presenze di madri, Maria, Sant'Anna, ci fanno toccare con mano che la Chiesa, come un'istituzione, è un luogo generativo di vita. Oggi, sempre a Sant'Anna Rapallo, alle 18 si terrà la celebrazione comunitaria, nel corso della quale sarà amministrato il sacramento dell'unzione degli infermi. Domani le Sante Messe alle 8:30, alle 11, alle 18 la messa solenne presieduta dal vescovo Alberto Tanasini. Solennità di Sant'Anna anche all'abbazia di Borzone, domani alle 16:30 la messa solenne e la processione. Al termine si svolgerà l'atto di affidamento delle famiglie con i canti eseguiti dalla corale gregoriana della parrocchia di San Michele di Ponzano. Alle 18 la meditazione
recitazione musicale con brani eseguiti da Gabriele Petrushov all'organo. Nella chiesa di Sant'Antonino a Breccanecca, in occasione della festa di Sant'Anna, domani alle 11 la messa solenne, alle 20:30 il canto del Vespro e la processione. All'abbazia di Sant'Anna nella parrocchia del Sacro Cuore di Moconesi, oggi alle 18 la messa della vigilia, domani alle 11 la messa solenne presieduta dall'arciprete, alle 20:30 il canto dei secondi vespri, la processione au flambeau, la riflessione e benedizione eucaristica presieduta da Don Emilio Iozzelli nel 50° anniversario di ordinazione presbiterale. Nella chiesa di Sant'Anna, in località Piazza dei Vamarini, la santa titolare sarà celebrata oggi con una santa messa alle 20:30 e i canti eseguiti dal coro parrocchiale. La comunità parrocchiale di San Giuseppe ai Piani di Ria Chiavari celebra domani la festa della Madonna della Salute, le Sante Messe alle 9, alle 11 presieduta dal Vescovo Alberto Tanasini, alle 20:30 i Vespri, la processione che si concluderà con il rientro in chiesa, l'adorazione e benedizione eucaristica e al termine delle celebrazioni religiose alle 23 nell'area adiacente il Ponte della Maddalena sarà proposto un grande spettacolo piromusicale. Lunedì alle 21 la messa per tutti i defunti della comunità parrocchiale celebrata da Don Alberto Gastaldi. Festa della Madonna della Lettera a Santa Margherita Ligure. Questa sera alle 21 nella chiesa di San Giacomo di Corte la Santa Messa solenne della Vigilia sarà presieduta dal Vescovo Alberto Tanasini. Domani le messe alle 8, alle 10 presieduta dal Viceparroco Don Salvatore Bizimana, alle 21 la processione con l'Arca della Madonna, i crocifissi processionali delle confraternite e la partecipazione della Filarmonica Cristoforo Colombo. Lunedì alle 21 la messa per tutti i defunti. Festa di San Pantaleo nell'omonima cappella di Sant'Ambrogio a Zoagli, alle 19:15 domani la messa all'interno della chiesa e a seguire la processione con le reliquie del santo è un momento conviviale. Festa dell'Immacolata invece nella comunità parrocchiale della Santissima Concezione a Cavi Borgo. Domani alle 10 la messa della comunità, alle 21 la processione con l'Arca della Madonna per le vie di Cavi Borgo con inizio dalla chiesa parrocchiale accompagnati dalla banda Città di Lavagna. È il valore del volontariato che ogni anno dà forza e slancio ad una delle manifestazioni cardine dell'Alta Valtrebbia, l'Expo, ospitata per 3 giorni nel Bosco delle Giaie a Locco di Rovegno. Un gruppo di adulti e giovani, molti dei quali in questa località solo per un periodo di villeggiatura, animano gli stand e le tante iniziative proposte da un ricco programma di eventi. L'edizione 2019 ha come tema il viaggio. Il viaggio in Alta Valtrebbia apre a scenari naturali e umani affascinanti e sempre nuovi, a partire dall'ambiente in cui si è immersi raggiungendo la frazione di Locco di Rovegno, dove da 11 anni si rinnova l'appuntamento con Expo. In questo contesto la Regione ha annunciato il compimento di alcuni pacchetti turistici che favoriscano il collegamento tra il turismo di riviera e la visita all'entroterra. Faremo dei pacchetti, dei percorsi sostanzialmente che condurranno dalla spiaggia ai musei, ai centri storici, ai percorsi escursionistici e termineranno anche nelle aziende agricole e soprattutto del valore aggiunto che hanno i nostri prodotti, specie quelli che sono dell'entroterra o comunque della Liguria, perché ha una biodiversità immensa e questa caratterizza questa unicità dei nostri prodotti. Tra le eccellenze di questo territorio appenninico possiamo inserire il canestrello, dolce tipico genovese che dà lustro ad alcune località della valle. Il canestrello è un prodotto, un dolce tipico ligure, si fa un po' in tutta la Liguria, è una pasta frolla, diciamo, gli ingredienti sono molto semplici, poche semplici perché è farina, zucchero, burro, tuorlo d'uovo. Il segreto del canestrello è la scelta della materia prima, nel senso che il burro va messo un buon burro, e uova, possibilmente uova fresche, farina, una buona farina, zucchero va bene. Il territorio ha poi una sua storia, anche questa particolarmente ricca, rievocata da un piccolo gruppo di figuranti che hanno dato vita alla Compagnia del Cardo del Brugo. L'Alta Valtrebbia è stata terra dei Liguri antichi prima e dei Celto-Liguri poi, quando dal 1200 a.C. i Celti hanno cominciato ad invadere i territori che occupavano i Liguri. Si è formata una civiltà del tutto originale, quella celto-ligure, che ha lasciato degli splendidi resti ed è ancora poco conosciuta. Nell'ultima seduta il Consiglio Comunale di Chiavari ha approvato all'unanimità una modifica al regolamento edilizio. Ora, nel caso si voglia installare un ascensore in un palazzo della città,
L'ampiezza minima delle scale deve essere di 80 cm e non di 1 metro come previsto in precedenza. La notizia viene accolta con soddisfazione dall'ANACI, l'Associazione Nazionale degli Amministratori Condominiali. Se l'ampiezza minima fosse di 1 metro, spiega, l'83% dei condomini di Chiavari sarebbe stato impossibile installare un ascensore. Nei giorni scorsi si sono ricordati 50 anni dal primo sbarco sulla Luna avvenuto il 20 luglio del 1969. Il Dipartimento di Fisica dell'Università di Genova aveva bandito un concorso tra gli studenti che avrebbero dovuto presentare un video di massimo di 3 minuti in cui sintetizzare lo storico evento. Il primo posto tra gli studenti delle scuole superiori è stato conquistato da 3 ragazzi del liceo Marconi del Pino di Chiavari: Nicola Dominighini, Emiliano Garibaldi e Francesco Paravella. Abbiamo chiesto a 2 di loro di raccontarci com'è nata l'idea di questo video. Quali erano le richieste che vi sono state fatte quando avete deciso poi di partecipare a questo concorso? È nato tutto dal nostro professore Stefano Rivara, che a scuola intorno a maggio, mi sembra, ci ha proposto di partecipare a questo concorso, il cui obiettivo era quello di, il ricordo del 50° anniversario dell'allunaggio, e quindi noi abbiamo deciso di partecipare a questo concorso e abbiamo subito pensato a realizzare un video con una vena comica. L'idea di Chaplin è nata dal fatto che innanzitutto per scrivere dei testi, dei temi, ci voleva comunque parecchio tempo e volevamo comunque che fosse una cosa originale. Quindi abbiamo sfruttato il fatto di creare un video muto utilizzando appunto la figura di Charlie Chaplin, che risulta quasi un collegamento istantaneo al muto, e per fortuna è riuscito bene, è piaciuto alla giuria e abbiamo vinto il concorso. Materialmente come avete operato per realizzare questo video? Allora, ovviamente noi avevamo bisogno innanzitutto di tute d'astronauta e poi dei caschi, perché sono comunque gli elementi distintivi di questi uomini. Abbiamo realizzato 3 caschi con delle insalatiere di plastica, abbiamo anche aggiunto delle decalcomanie della NASA. Effettivamente poi per il video abbiamo utilizzato un green screen per quanto riguardava lo sfondo, così da riuscire a mettere vari sfondi diversi che servivano a noi nel video. Inoltre poi c'è stato la parte più lunga è stata quella di editing video, perché comunque dovevamo rendere un video di 3 minuti a partire di tantissime clip, una mischiate insieme e una unita all'altra, e a quel punto poi siamo riusciti ad ottenere un video completo. Per il secondo anno si svolgerà la rassegna Tramonti di Montallegro nello splendido anfiteatro naturale del Santuario Mariano sulle alture di Rapallo. In contemporanea sarà proposta anche la passeggiata dei bambini, iniziativa ludica che si svolgerà invece sul lungomare rapallese e che avrà come scopo l'intrattenimento dei più piccoli. I Tramonti a Montallegro prenderanno il via il 1° agosto con lo storico dell'arte Philippe Daverio, si proseguirà il 5 agosto con il comico e scrittore Gioele Dix e venerdì 9 agosto concluderà il ciclo di incontri Ferruccio De Bortoli, già direttore del Corriere della Sera e del Sole 24 Ore. Le serate ad ingresso libero inizieranno alle 21, sarà attivo il servizio di funivia anche in orario notturno. La passeggiata dei bambini invece è una rassegna di 10 serate suddivise in 3 tematiche. Il 30 luglio, 3 e 4 agosto lungomare d'artista con giocolieri, trampolieri, maghi e cantastorie. L'8, il 9 e il 10 agosto tutti al circo con i laboratori di equilibrismo, giocoleria e acrobatica. L'11, il 12 e il 13 tutti pronti a cimentarsi con i giochi di una volta, dalla pista delle trottole a dimostrazioni varie. Gran finale domenica 25 agosto con la caccia al tesoro. L'appuntamento è per tutte le serate alle 20:30, ad eccezione della caccia al tesoro che prenderà il via alle 18:45. Quello che vediamo nella foto invece è la mascotte dell'evento, il simpaticissimo Lallo, il polpo di Rapallo, uno dei simboli della città.
Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani, poi abbiamo tanti aggiornamenti, tra cui l'aggiornamento relativo all'allerta meteo che da colore giallo diventa arancione, ma vedremo i dettagli subito dopo la rassegna stampa. L'apertura di Avvenire è dedicata a 2 tragici fatti di cronaca, il primo nel Mediterraneo con l'ennesimo naufragio, le morti in mare e poi ancora una nave della Guardia Costiera bloccata con a bordo 140 persone. C'è porto per noi, è il titolo del quotidiano cattolico. Più sotto, a Roma, accoltellato durante un'operazione nel centro, carabiniere ucciso, americano confessa. La politica interna, manovra Tria contestato e la tregua già vacilla. E poi da Cuba addio Ortega, cardinale del disgelo, un argomento che troviamo approfondito all'interno del quotidiano. Dalla guerra fredda al disgelo, addio a Cuba del cardinale Ortega, morto a 82 anni, arcivescovo che ha guidato la Chiesa dell'Avana per 35 anni e ha ricevuto 3 papi. Sempre da Avvenire, disponibilità di terra fertile, quest'anno è finita in anticipo l'Overshot Day che nel 2019 cade il 29 di luglio, un salto nel vuoto che non può lasciare indifferenti. Andiamo sulla prima pagina del Secolo XIX, carabiniere ucciso a coltellate perché cercava i borseggiatori. E poi di lato, scontro diplomatico, Trump liberate il rapper statunitense, no della Svezia, decide la legge. Dietro le quinte del Movimento 5 Stelle, Grillo difende Toninelli, l'ultima trincea è la Gronda. Dalle pagine del Levante, Rapallo, il porto Riva si svuota, via gli yacht, agito sempre nel rispetto delle leggi, metà delle 56 imbarcazioni ormeggiate hanno abbandonato l'approdo, la società, troviamo una soluzione rapidamente. Sempre dal Secolo XIX andiamo a Sestri Levante, interviene il sindaco sulla polemica relativa allo stabilimento di Riva Trigoso, collaboriamo insieme per il bene del cantiere di Riva, il sindaco Ghio interviene nel botta e risposta tra FIOM e Fincantieri e chiede rassicurazioni. Più sotto la fotonotizia con la premiazione e l'assegnazione dell'Esculapio d'Oro al pronto soccorso, grande festa all'Hotel dei Castelli di Sestri Levante. Da Rapallo invece la presentazione dei tramonti a Montallegro, 3 sere d'autore dedicate ai ragazzi con i tramonti a Montallegro. E per il Levante Sport la notizia riguarda l'Entella, rinforzo per il centrocampo, dalla Cittadella arriva Settembrini. Bene, il primo aggiornamento, come annunciato, riguarda la situazione meteorologica in evoluzione dalle prossime ore. Come annunciato è in arrivo una perturbazione atlantica e di poco fa l'ultimo bollettino meteo diramato dall'ARPAL della Regione Liguria. Come vedete la nostra regione è contrassegnata dal colore arancione in tutti i bacini, quindi allerta che da gialla, era previsto l'allerta gialla dalle 18 di quest'oggi, allerta che da gialla diventa arancione. Vediamo il dettaglio per la zona C, ovvero quella del bacino che ci riguarda più da vicino, e vediamo che l'allerta scatta di colore giallo a partire dalle 15 di quest'oggi, quindi è stato anticipato l'inizio dei fenomeni temporaleschi previsti per la nostra regione, e diventerà arancione dalle ore 18, questo sui bacini piccoli e medi, mentre rimane gialla sui bacini grandi. Per la giornata di domani, di domenica, vediamo che ancora il colore arancione a contrassegnare la fascia oraria dalla mezzanotte sino alle 14 di domani, quindi previste precipitazioni a carattere temporalesco anche forte sulla nostra zona di Levante, quindi allerta arancione sino alle 14 di domani, sempre per i bacini piccoli e medi, mentre l'allerta è di colore giallo sui bacini grandi. E a causa del maltempo molti appuntamenti hanno subito delle modifiche di giornata, sono stati annullati, di sicuro sono stati rinviati. La barcolorata di Sestri Levante, che doveva svolgersi nella serata di domani, si svolgerà nella serata del 4 agosto alle 21:30. Il rally Mare Monti Chiavari Bedonia spostato al prossimo fine settimana. Il concerto Bosso Mazzariello di questa sera a Rapallo in occasione del Festival di Valle Cristi si svolgerà all'Auditorium del
delle Clarisse con inizio alle 21:30. Allo stesso modo il concerto della Fila Sestri Levante si terrà all'ex convento dell'Annunziata anziché all'Arena Conchiglia, sempre alle 21:30. A Chiavari lo spettacolo Corte dei Miracoli viene spostato da Piazza Fenice alla Tensostruttura in Colmatina. La terza tappa del Sea to Sky di stasera a San Michele è stata rimandata al 24 agosto, così come questa mattina è stato annullato il Miglio Blu a Chiavari. Rinviata data da destinarsi anche la sagra della Baciocca sopra la Croce di Borzonasca. La finale della manifestazione Fontana Buona senza frontiere è stata spostata a lunedì. Questi provvedimenti erano stati adottati già con l'allerta gialla, vedremo se nelle prossime ore ci saranno ulteriori provvedimenti da parte degli organizzatori degli eventi sul territorio, anche in riferimento all'innalzamento del livello di allerta ad arancione. Ora andiamo in redazione per vedere se ci sono altri aggiornamenti. Per noi oggi Maurizio Garreffa. Sì Cristina, buongiorno a tutti, andiamo a Lavagna perché questa mattina si è svolto un incontro in comune tra l'amministrazione e le associazioni di volontariato del territorio per parlare del futuro della biblioteca civica. La disponibilità a tenere aperto il servizio naturalmente c'è da parte di tutti, ma sono emersi alcuni problemi pratici. In particolar modo è emersa la necessità di persone preparate, cioè capaci di fare il prestito o il ritiro dei libri, con un'attenzione anche alla questione delle assicurazioni. Una preparazione, hanno spiegato stamani volontari, che attualmente manca, dunque una questione non è così semplice. Prossimo tavolo mercoledì 31 luglio alle 17 per vedere quali soluzioni adottare. Intanto oggi è stato l'ultimo giorno di funzionamento della biblioteca con tanti ragazzi presenti che chiedevano di salvare il servizio. Infine, in una nota l'amministrazione scrive: proviamo in tutti i modi a non chiudere la biblioteca nonostante la procedura di dissesto e la forza di lavoro attualmente dedicata in questa funzione. Ne parleremo ancora nel corso dei nostri telegiornali. A te Cristina. Grazie, abbiamo ancora una notizia di cronaca. Uno straniero di 36 anni è stato fermato dai carabinieri di Chiavari mentre alla guida del proprio veicolo è stato trovato in stato di ebbrezza alcolica. Nell'occasione è stato trovato anche in possesso di un coltello. L'uomo è stato denunciato e la patente gli è stata ritirata. E ora concludiamo questa edizione del nostro telegiornale con una bella notizia sportiva che arriva dalla pallanuoto a livello mondiale. L'Italia è campione del mondo di pallanuoto per la quarta volta nella sua storia. Possiamo vedere anche i primi titoli che sono apparsi poco fa sui quotidiani online. Nella finale del mondo in Corea del Sud il Settebello ha battuto la Spagna per 10-5. Per l'Italia la quarta medaglia d'oro conquistata in questi giorni nella rassegna ridata coreana. Doppiette di Luongo e Dolce, gol di Eceniche, Figlioli, Renzutto, Aicardi, Di Fulvio e Bodegas. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo anche nel nostro territorio, in particolare nel Tigullio e in tutta la Liguria. Sono liguri, infatti Luongo, che è di Chiavari, Figari, originario di Recco, e anche di Somma, genovese, e Aicardi di Savona. Il grosso del Settebello inoltre milita nel campionato della Pro Recco. Con questa notizia di pallanuoto si conclude il nostro telegiornale. Tutti gli aggiornamenti nel corso del pomeriggio anche attraverso il canale 187 Telepace News e poi questa sera nel TG Serale in onda alle 19:15, 20:30, 22:45. Grazie a tutti dell'attenzione, buon proseguimento di giornata e buona domenica.